BEN, International Venice Art Gallery. Benvenuti. Un saluto da Siro Perin. Ci troviamo alla Finestra sull'Arte, una nuova rubrica dedicata appunto all'arte. Siamo al primo appuntamento e in questo primo appuntamento vi parlerò della pittura tonale veneta, il famoso tonalismo. Siamo a Venezia nel 1566. Vasari arriva nella città lagunare e scrive una lettera. Questa lettera, con poche parole, dice che Tiziano è un bravissimo pittore, ma che purtroppo butta i colori alla rinfusa e non sa disegnare come lo sa ben disegnare invece Michelangelo. Bene, questa lettera segna una sorta di spartiacque, una sorta di divisione tra la scuola pittorica fiorentina, appunto impostata sul disegno, e la scuola pittorica veneta impostata sull'uso del colore, il tonalismo, quindi una pittura che si basa sul colore e sui toni del colore. Non è solamente Tiziano che utilizza il tonalismo, ma lo ha utilizzato prima il suo maestro e ancora prima a suo modo Giovanni Bellini, che utilizzando toni caldi e toni freddi riesce a creare la profondità. Il tonalismo quindi altro non è che un insieme di velature che vengono stese in passaggi successivi in modo da poter creare trasparenze, e queste trasparenze danno vita al volume e alla profondità prospettica. Quindi un modo diverso di rappresentare il vero, un modo diverso di rappresentare l'uomo, le sue emozioni, le sue sensazioni. Un modo che è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica della scuola veneta, riconoscibile in tutto il mondo e che si è evoluto nel corso dei secoli. Tanto per avere un ulteriore riscontro dell'importanza di questa pittura, vi propongo appunto un confronto molto particolare tra due grandi maestri. Il primo, Raffaello, ritratto di Leone X, il secondo, Tiziano, ritratto di Paolo III e nipoti. Se voi confrontate queste due opere, subito balza agli occhi la differenza pittorica e subito si riconosce in Tiziano una modalità di pittura alla veneta. Quindi la pittura tonale è una pittura sostanziale, dicevo poc'anzi, un marchio di fabbrica che si evolve nel corso del tempo e ha come protagonisti svariati maestri, forse i più importanti maestri della pittura veneta veneziana. Ricordo fra questi, già citati, Giorgione, Tiziano, ma anche lo stesso Paolo Veronese, Tiepolo, Guglielmo Ciardi. Quindi nel corso del tempo, e molti altri ancora, dicevo, quindi nel corso del tempo una modalità di pittura che diventa radicata come una sorta di tradizione, anzi come una sorta di cultura dell'arte. E questa cultura dell'arte impostata sulla pittura tonale veneta arriva fino ai nostri giorni. Ancora oggi ci sono artisti che la usano per dare vita alle loro opere. Abbiamo qui infatti un'opera del pittore, anzi dell'artista Miro Romagna, che ha operato nella seconda metà del Novecento. In questo quadro, chiaramente una natura morta, oserei dire una tipica natura morta anche nel soggetto alla veneziana, perché sono rappresentate delle conchiglie e dei pesci, quindi una natura morta molto vicina alla realtà della città. Dicevo, in questa natura morta si capisce benissimo come il volume degli animali, il volume dei pesci, il volume delle conchiglie e la profondità siano generate solamente dal colore, dall'accostamento dei vari toni e dalle sfumature. Basti osservare per esempio la parte centrale. Nella parte centrale il mare, che ha un blu più scuro, lentamente sembra mescolarsi con un blu più chiaro e dei toni in azzurro nella parte alta, e abbiamo il senso appunto della profondità. Magistrale tocco poi del pittore sono questi tre gabbiani, appena accennati, ma che danno il senso dello spazio. In primo piano invece troviamo appunto conchiglie e pesci che sono rappresentati con brevissimi tocchi di colore che danno allo stesso tempo luce, corpo e volume. Quindi una pittura che sa generare, anzi una pittura che può essere utilizzata per rappresentare a 360 gradi. Nella fattispecie qui ci troviamo di fronte ad un artista che utilizza il pennello in una maniera particolare, si potrebbe definire alla spadaccina, perché dipinge toccando la tela quasi come avesse un fioretto. Il pennello non è tenuto nella classica posizione, ma è tenuto come se
tenesse appunto in mano una sorta di fioretto. Il pennello quindi tocca la tela velocemente, non c'è quindi disegno preparatorio, neanche un accenno in questo caso. Il pittore tocca la tela in modo veloce per creare una sorta di atmosfera. Quindi non c'è solamente una visione concreta realistica, ma c'è anche il tocco dell'artista unito a questa tipologia, particolare tipologia tecnica, che gli permette di poter creare questa visione atmosferica, che non è solo reale, diventa quasi un'atmosfera interiore, un'atmosfera emozionale, ma è una delle caratteristiche della pittura tonale, essere emozionali. Quindi una pittura importante, una pittura necessaria ancora oggi nell'arte contemporanea, perché è un mezzo che gli artisti veneziani, ma non solo, numerosi artisti anche nell'Ottocento si sono avvalsi di questa tipologia pittorica, dicevo, una pittura che è ancora oggi necessaria perché gli artisti, oltre ad altre manifestazioni dell'arte, ad altre forme di creatività, sentono ancora la necessità di utilizzare il tonalismo veneziano e quindi questa tradizione tende, grazie agli artisti contemporanei, a protrarsi ancora nel tempo e a rimanere una costante importante del nostro territorio e soprattutto della magnifica città di Venezia. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.